Si parte con il professor Giovanardi e l'avvocato Lillo, che sono i due membri nominati dalla Regione del Veneto. In queste ore arriveranno anche i nominati dalle altre realtà, quindi la Regione Lombardia, Comune di Milano e gli altri esponenti del mondo dello sport, e quindi siamo pronti per la fase operativa, che è quella degli investimenti e delle attività. Zaia Calalasso, anzi gli assi che rappresenteranno il Veneto nel CDA della Fondazione per le Olimpiadi Cortina Milano 2026 sono il professor Andrea Giovanardi e l'avvocato Antonella Lillo, due profili tecnici altamente qualificati delegati ad essere figure a tutela dei 4 miliardi e mezzo che il Veneto gestirà per l'organizzazione delle Olimpiadi 2026. La Giunta ha formalizzato la nomina dell'avvocato Antonella Lillo e per la propria parte del professor Andrea Giovanardi, che verrà poi nominato anche dal Comune di Cortina. Si parte dunque pensando alle opere da realizzare. Noi abbiamo in animo di fare il collegamento a Rabba-Cortina, Cortina-Montecivetta e poi il collegamento con la Val Badia. Sono dei collegamenti che vogliamo rendere utili e circuitare con le Olimpiadi, se riusciamo a realizzarli, in maniera tale che si valorizzano tutto il comprensorio delle nostre Dolomiti. E la viabilità? Non abbiamo scoperto l'acqua calda, dice l'assessore regionale Elena De Berti, che risponde così alle preoccupazioni esternate nella conferenza di fine anno dal presidente della provincia di Belluno. Insomma, spiega De Berti, sapevamo da quasi 3 anni che le varianti non sarebbero state pronte per i mondiali. I cantieri che devono essere aperti nel bellunese per i mondiali sono 42 cantieri, 4 sono le varianti, ne rimangono 38. Questi 38 cantieri devono essere, in parte sono già stati realizzati, però devono essere realizzati completamente e finiti. Una cosa che il Presidente ha sempre chiesto e che noi continuiamo a sollecitare ANAS è che per i mondiali non ci devono essere cantieri. Cantieri chiusi e opere concluse, 4 varianti a parte.